Eccoci arrivati a Jesolo. Vlog stamattina, va bene, passo da 4 clienti, poi risto ancora un po' con l'Alessia, poi si dovrebbe parlare del discorso bombolone e frigo. Sono un po' sbattuto perché ho da un paio di mesi effettivamente un fastidio alla testa sinistra, quindi sono un po' preoccupato, insomma, ecco, hai capito, sono un po' in ansia. Oggi sento il medico e vabbè, insomma, una forse io devo andare prima, devo essere un po' più ipocondriaco. Porca troia, se sa carnevale, cosa sei costumi a Michael Jackson? Ecco, guarda sta qua che tettone a punta, cioè anche se sei finta te resti comunque, anche perché buttata così a 45, anzi se anche a 50, non 45. Ma mi ste mode non capisco invece era tutto il passerotto pieno di felicità, guarda un culo. Guarda che furbo sto Alphonse Carr, praticamente ha riproposto la regola aurea, cambiando probabilmente, non so, non avendo neanche l'accortezza di cambiare qualche parola, perché la regola aurea è quella che c'è nella maggior parte delle recensioni, recensioni e religioni, la quale dice sostanzialmente la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri, frase tipica anche dell'illuminismo, per carità di Dio. In realtà comunque la regola aurea si chiama, ok, chiusa una parola, chiusa l'altra, ma il concetto è sempre quello. La regola aurea sostanzialmente diceva non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. È la stessa cosa, sostanzialmente è la stessa cosa, hai capito? Solo che cambiando una parolina, no? Allora fa figo. Sì, fa tanta Fallout. Ok, quindi io so che magari interessa a nessuno, però magari interessa a me come ricordo. Sono di nuovo a cena al famoso ristorante gourmet da Giacos, che sarebbe da Giacomo un po' di fatto, insomma, vedi come è impegnato. Cioè non si gira neanche, non gliene spette un cazzo lui di farsi la pubblicità, di farsi vedere in faccia, hai capito? Non ne frega niente. Tutta la sua attenzione è dedicata al cucinare, capisci? Questa è la vera passione nelle cose. Non è vero un cazzo un bambino che gioca a cucinare, però il concetto è verissimo. Wow! Buongiorno CP! Guarda che colori stamattina, strani, là in fondo. Ci sono tutte le cose strane, guarda. Che bello. Allora non so se le previsioni meteorologiche oniriche contano, ossia quelle che ti sogni, però stanotte in sogno Andrea del T4 ha detto in lingua sua, ovviamente col suo accento, che dispiace tanto, ma sta arrivando del brutto tempo, insomma, ecco. Ah, che tesoro Italia, che tesoro! Il mare mi direi tu, no, i colori, il cielo, no, assolutamente, sono cazzate. Il fatto di saper apprezzare queste cose, il fatto di godere, il fatto di vibrare, il fatto di emozionarsi per questa cosa che insomma può causare impassibilità alla maggioranza. Per anni che ho lavorato per portare la mia mente in questo stato di pazzia e ora me ne godo i frutti. Stato di pazzia significa una sorta di scollegamento dal binario di pensiero e comportamentale dettato dalla società, ok? Dal gruppo, dal branco. E la pazzia è una cosa, secondo me, fantastica, che ti consente di utilizzare contemporaneamente per lavoro, per necessità, anche l'arma della maschera, ossia il ritornare, rimimetizzarsi all'interno della società, ma non solo, all'interno della società su costumi, maschere di personaggi a piacimento, ok? Ci può essere quello professionale, quello incazzato, quello un po' mafiosetto, quello qua, quello là, hai capito? Quelle sono tutte maschere, ossia comportamenti e cose da seguire, binari da seguire per mostrare agli altri questa immagine che realmente non sei, però gli altri ti vedono tramite l'immagine. Poi c'è la pazzia, quella vera e propria, che è proprio il non controllo dei pensieri e dei comportamenti. E tu mi dirai, sì, ma non è quella la vera anarchia, eccetera. La vera libertà, oddio, ma anche forse, ma non è bello, cioè capisci? Non è sempre bello ciò che ti spacciano, è molto più bello, in quanto comodo, vivere in queste pazzie lucide, ossia nel saper lasciarti andare ogni tanto a sfuggire
da ogni canone, da ogni interpretazione, da ogni gusto, eccetera eccetera, e poi ritornarci per comodità o necessità. Voglio dire, se te fa il matto, io buoni anche dedicate in manicomio, se te fa il matto più vero, una sana e comoda pazzia. La pazzia, l'orgasmo cerebrale più bello che ci sia, la pazzia.